finanza ed economia reale. Partendo da Mamoiada. Mamoiada è un esempio molto positivo di come si può rilanciare lo sviluppo locale a partire da ciò che si ha, e quindi le tradizioni, l'enogastronomia. Il Museo delle Maschere è un esempio davvero premiato anche a livello nazionale. Intorno alla cultura si può rinascere un'economia locale, valorizzando le proprie tradizioni e la propria identità. La regione da questo punto di vista sta lentamente cambiando modello di sviluppo, oppure qui siamo anche a bocca di fabbrica quasi di Ottana, insomma, cioè abbiamo le macerie a qualche chilometro. Si sta cambiando modello, secondo lei? Assolutamente, è chiaro che il tramonto della grande industria, soprattutto dell'industria pesante, di un'industria anche inquinante, ce lo stiamo lasciando alle spalle. Dobbiamo rilanciare appunto lo sviluppo locale fatto anche di piccole iniziative che però abbiano una loro sostenibilità economica, una loro sostenibilità ambientale, una loro sostenibilità nel tessuto sociale, e quindi piccole iniziative che puntino molto anche sull'innovazione, sulla riscoperta delle nostre tradizioni, e la Regione sta accompagnando questi cambiamenti con bandi per le imprese, bandi anche localizzati, fatti anche di piccole iniziative e che puntano molto all'innovazione. Mi dica due cose che ha inserito nella finanziaria 2018. In questa direzione, naturalmente. Abbiamo inserito tanto, ci sono 250 milioni per bandi per le imprese, ci sono 300 milioni per lo sviluppo locale, stiamo cercando di valorizzare pienamente i fondi europei e i fondi del Patto per la Sardegna. Grazie Assessore, buon lavoro.